Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 3 settembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti da raccontarvi in questo primo weekend di settembre. Avremo numerosi, diversi collegamenti con il territorio, con Belluno, Venezia, l'altopiano di Asiago. È una vigilia di attesa, per esempio, per il bellunese e non solo. Domani la beatificazione di Giovanni Paolo I a Roma, che noi seguiremo tra l'altro in diretta, e ancora parleremo dell'allarme lanciato dalla CGA di Mestre. Sono migliaia le persone, le famiglie a rischio povertà energetica nel nostro Veneto, e poi ovviamente un'ampia pagina dedicata alla politica in vista delle elezioni del 25 settembre. Ma partiamo come sempre dalla cronaca e partiamo ancora una volta da un incidente stradale. Sono vivi davvero per miracolo 5 ragazzi che questa mattina erano a bordo di un'auto nella zona di Valdobbiadene. Il mezzo ha sbandato ed è finito tra i vigneti. Tutti sono stati portati all'ospedale, una ragazza è particolarmente grave. La cronaca. Sfrecciavano a una velocità sostenuta e l'incidente è stato inevitabile, quasi spettacolare. Questa mattina intorno alle 7 un'auto con a bordo 5 ragazzi, tutti giovanissimi tra i 18 e i 20 anni, ha perso il controllo in località Zecchei in via Erizzo tra Bigolino e Valdobbiadene, uscendo di strada autonomamente in un tratto rettilineo e finendo la sua corsa in un vigneto sottostante 2 metri più sotto, a ruote all'aria. Fortunatamente i ragazzi sono tutti vivi. Al momento la più grave, una ragazza ventenne, è in ospedale a Treviso, ma non sembra in pericolo di vita, mentre gli altri sono a Montebelluna con ferite di media entità. Sul posto, oltre all'elicottero del SUEM, alcune ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco di Montebelluna, oltre che i volontari della protezione civile, la polizia locale in ausilio con i carabinieri della stazione di Valdobbiadene. Continuano così a salire i numeri degli incidenti stradali sulle strade della Marca trevigiana, dove sempre più coinvolti sono i giovanissimi. Tra l'altro un incidente questo che ricorda da vicino quello registrato 3 settimane fa di fatto a Godega di Sant'Urbano, dove hanno perso la vita, lo ricorderete, 4 ragazzi. Anche in quel caso fu un'uscita di strada autonoma, e tra l'altro soltanto ieri, rimanendo nella Marca, c'è stato un terribile incidente sulla Treviso Mare a Roncade, all'altezza del distributore di carburante Vega. A perdere la vita è stato un uomo di 54 anni della provincia di Firenze, Samuele Dal Negro, che appunto si trovava a bordo di una utilitaria con un 63enne originario della provincia di Arezzo. La loro macchina si è scontrata, di fatto lo vedete dalle immagini, con la berlina, una Toyota Avensis condotta da una 70enne di San Donà di Piave. Uno scontro frontale sul quale stanno indagando i carabinieri. Di fatto poi pochi minuti dopo, poco distante a Cessalto, c'è stato un altro incidente alle 17:45 circa, con lo scontro tra una moto e un trattore agricolo. Il motociclista ha avuto la peggio, è stato intubato sul posto e poi portato in condizioni critiche all'ospedale, dove ha subito la subamputazione di un piede. Tra l'altro Cessalto, dove nei giorni scorsi c'è stata quell'immane tragedia, il ragazzo che si trovava a piedi stava rincorrendo il cane scappato da casa ed è stato travolto da un'auto. Una scia di sangue che sta interessando la Marca e non solo. Tra l'altro vi do altri aggiornamenti. Questa mattina a Verona, sulla 4, tra le uscite di Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia, ci sono stati molti disagi. 2 auto si sono scontrate per causa al vaglio della polizia stradale. I feriti sono stati portati all'ospedale, non sarebbero in pericolo di vita, ed è stata una notte movimentata anche sul lago di Garda tra Brenzone e Peschiera. Anche qui 2 incidenti, qui le conseguenze per i diretti interessati sarebbero ben più gravi. E a proposito di incidenti
incidenti. Ritorniamo nella Marca particolarmente bersagliata, lo dicevamo, a Montebelluna, dove si cerca un Audi di colore scuro. Potrebbe avere un ruolo decisivo nell'incidente che l'altra sera è costata la vita a Lucio Panziera, molto noto a Volpago del Montello. Il conducente della Mercedes che lo ha travolto dice di aver sbandato per schivare un'altra auto ed è caccia proprio a quest'auto. La versione è tutta da dimostrare, ma per capire se corrisponde al vero non resta che raccogliere testimonianze e scandagliare le telecamere della zona. Il conducente alla guida della Mercedes che ha travolto e ucciso Lucio Panziera, 52 anni, di Volpago, ha infatti riferito di una manovra azzardata da parte di un'Audi scura, forse un sorpasso che l'avrebbe costretto a sbandare bruscamente verso sinistra, invadendo la corsia dove sopraggiungeva il volpaghese e finendo la sua corsa contro un palo della luce. Lo scontro in corso Mazzini poco dopo le 18:30. Panziera è diretto a casa Venegazzù, il quarantenne albanese in Italia, ospite di un fratello, verso il centro di Montebelluna. La collisione è potente per il 52enne che viene trascinato per decine di metri. Non c'è nulla da fare. Sul posto un'ambulanza, 2 automediche, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. È quest'ultima a occuparsi delle indagini. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, si attendono gli esiti dei test tossicologici somministrati al quarantenne. Intanto per l'appunto si cerca questa Audi scura che si sarebbe presto dileguata. Resta lo shock per i familiari e un'intera comunità. Panziera, sposato con 2 figlie, era attivissimo nel volontariato e consigliere comunale di maggioranza. Proprio il sindaco di Volpago, Paolo Guizzo, ha comunicato la notizia in famiglia, una volta allertato dalla polizia locale di Montebelluna. È stata una delle cose più brutte che ho fatto nella mia vita, che è stata quella di andare ad informarli purtroppo dell'incidente grave che è accaduto, perché loro erano lì tranquilli, convinti che fosse in sagra a lavorare, e quindi non avevano neanche la minima percezione di quanto era avvenuto. E quindi lì, in quell'occasione, ho incontrato la moglie e anche le figlie. Gli stessi familiari quindi lo pensavano intento a disallestire gli stand della festa paesana di Venegazzù, terminata martedì 30, dove era un punto di riferimento. In lui c'era il seme della generosità, del fare ed essere comunità, dice una volontaria, Monica Folladora, a ricordarlo anche il presidente della Proloco. Martedì sera, quando siamo andati alla festa a Venegazzù, che siamo andati in 5-6 persone della Proloco per festeggiare la piccola mostra dei vini che fanno, e abbiamo voluto andare l'ultimo giorno per omaggiarli, perché fanno una bella festa, e Lucio è venuto proprio al tavolo a salutarci. Increduli il mondo dell'Avis, l'associazione Ricreazione e la parrocchia di Venegazzù. In chiesa, racconta il parroco Don Federico, si occupava dei fiori e dell'accoglienza dei fedeli ai tempi del Covid, con mascherine e gel igienizzanti, ma è tutto il paese a stringersi alla famiglia. E ovviamente una persona che se ne va e lascia un vuoto che è veramente un dolore, sì, grande. Era una persona ben voluta, amata da tutti. Io posso dire che ho solo sentito lodi di questa persona. Siamo distrutti dal fatto di quello che è successo, e di queste 2 ragazze, della moglie, e cerchiamo di farci coraggio tutti insieme. E sarà lutto cittadino oggi a San Pietro di Feletto per i funerali di Francesco Favaro, che ha perso la vita martedì scorso mentre era in sella alla sua moto con la quale stava andando a festeggiare dagli amici i suoi 17 anni appena compiuti. Le esequie si terranno alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Feletto. Per noi ci sarà Erinda Chitezza. E rimaniamo sempre in tema di sicurezza stradale, di incidenti. Andiamo nel Padovano. Era il 24 giugno quando in via Po a Padova, al confine con l'Imena, ci fu un incidente tra un camion e uno scooter con in sella un padre e un figlio. Il giovane morì investito dal mezzo pesante. Ora si scopre che anche il papà è indagato. Silvano Silvestri, 64 anni, di Padova, che il 24 giugno scorso guidava uno scooter 125 con a bordo anche il figlio Simone, di 17 anni, è indagato dalla procura euganea per omicidio stradale. La sua moto si era scontrata con un camion in via Po al confine tra Padova e Limena, alla svolta a destra con via Piero Bon.
Padre e figlio caddero entrambi a terra, ma Simone ebbe la peggio, schiacciato dal mezzo pesante, il cui autista venne da subito iscritto nel registro degli indagati con lo stesso capo di imputazione di Silvestri. Ora per il padre si aggiunge alla perdita del figlio il peso di una accusa che per adesso è ancora a livello di indagine. La procura ha incaricato di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente a un perito di fiducia. Quel pomeriggio di fine giugno, padre e figlio erano diretti nella zona industriale di Limena, dove il giovane Simone, studente del professionale Bernardi, era impegnato in uno stage aziendale. Allo svincolo tra via Po e via Piero Bon l'impatto tra i due mezzi. Sul semaforo non ci sono puntate telecamere comunali, sono state però recuperate le immagini di altri occhi elettronici anche se più lontani. Non si esclude per ora nessuna ipotesi. Ma ci sono fortunatamente anche storie a lieto fine come quella che arriva dal Bellunese. Attorno alle 19 il soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato allertato per un escursionista in difficoltà finito assieme alla figlia di 6 anni sul greto del Boite sotto la chiesa, per intenderci, di Valle di Cadore. Con la bimba caricata sulle spalle nello zaino portabambini partito dalla diga di Valle, anziché rientrare dal percorso dell'andata, il 35enne, un trevigiano di Fonte, aveva infatti preso un'altra direzione verso Perarolo per poi decidere di scendere per un bosco molto ripido. Quando però si è ritrovato sul torrente affaticato e ormai prossimo al buio, l'uomo ha chiesto aiuto. 5 soccorritori hanno raggiunto il papà e la bimba da sopra per poi allestire una teleferica per permettere, pensate, l'attraversamento in sicurezza del Boite. La bambina trasportata da un soccorritore e risalire con loro verso il ponte di Rualan e i mezzi guidati da un'altra squadra. Così dunque ieri sera nella zona appunto di Valle di Cadore protagonisti questi due trevigiani, un papà 35enne e la bimba di 6 anni. Ma parliamo adesso di una polemica, alleggeriamo un po' i toni della cronaca, ci colleghiamo con il nostro Filippo Fois che si trova nella nostra redazione veneziana con Renato Capoia. Perché Filippo, c'è una polemica montante che riguarda il mondo del calcio, raccontaci tutto. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Tu hai detto giustamente alleggeriamo, in effetti adesso parliamo di sport praticato a livello amatoriale, però per certi versi la questione di cui si dibatte in questi giorni a Venezia ha un significato che, se vogliamo, può essere anche più ampio sul futuro di questa città. Cosa è successo? Ci sono dei campionati amatoriali nelle quali giocano appunto dei giocatori che non sono professionisti, siamo proprio la Lega Amatoriale di Calcio, la quale ha fatto sapere, naturalmente si tratta di trasferte tra squadre che si trovano tutte in un'area molto ristretta. Ebbene, dall'anno prossimo la Lega Calcio Amatoriale ha fatto sapere che non accetterà come sedi, quindi campi in cui giocare le partite del campionato, due campi che si trovano al Lido di Venezia e un campo che si trova a Murano. Questa è stata definita una decisione molto sofferta da parte della Lega, che però viene motivata con i costi elevati delle trasferte per chi arriva dalla terraferma e anche con l'impossibilità per chi arriva sempre dalla terraferma di riuscire a schierare la squadra migliore, perché a volte magari essendo dei giocatori amatoriali ci sono dei problemi di orario di lavoro, sappiamo che ci vuole un po' di tempo per raggiungere il Lido di Venezia o Murano, per cui non possono arrivare tutti i giocatori di quella squadra. Come potete capire, questa decisione però viene ritenuta estremamente penalizzante per quello che riguarda le squadre che si trovano nella Laguna di Venezia, le quali dovrebbero trovarsi un campo in terraferma per poter continuare a partecipare a questo campionato. La polemica è tale che comunque stanno intervenendo sia la Municipalità di Venezia che il Comune di Venezia attraverso l'assessore allo sport, che è anche il vice sindaco Andrea Tomaello, per cercare di trovare una soluzione. Per esempio nella Lega Amatoriale di Basket si era riusciti a trovare una convenzione con la CTV, che è l'azienda di trasporti veneziana, per dei prezzi più calmierati, una convenzione con le squadre di basket. La stessa cosa potrebbe capitare anche col calcio, però pare che proprio il problema sia anche quello che ci si mette troppo tempo ad arrivare. Sappiamo che Venezia vive una situazione particolare rispetto al resto del territorio, dato dalla sua conformazione, però diciamo che quello che si dice a Venezia è che bisognerebbe cercare di venire incontro a chi
continua ad abitare a Venezia invece che spostare in terraferma anche i campionati di calcio amatoriale. Tant'è vero che da parte di alcune di queste società si sta addirittura valutando l'idea di non iscriversi e di riuscire a formare un campionato che si disputa solamente in laguna. Ecco, quindi diciamo che come ben hai sottolineato Filippo, non è solo una questione così leggera, ma qui c'è in ballo la specificità, se vogliamo dirla tutta, della laguna, la difficoltà anche di vivere nelle isole cosiddette minori. Sì. Sappiamo poi che c'è un problema di spopolamento che oramai va avanti da circa 40-50 anni e la popolazione a Venezia città, non è mai stata così bassa come adesso in tutta la storia della città. Naturalmente lo stesso problema lo hanno anche le isole. Se non si cerca almeno di cercare di appianare quelle che sono le difficoltà a vivere in laguna, mi viene in mente uno degli ultimi atti che è stato approvato dal Parlamento, adesso siamo proprio a ridosso del rinnovo delle Camere, che è una modifica costituzionale nella quale è stato riconosciuto lo status di isole. È una modifica che è partita pensando alle due grosse isole italiane, la Sicilia e la Sardegna, poi è stata estesa anche alle isole minori, comprese quindi Venezia e le altre isole della sua laguna, in cui lo Stato si impegna a intervenire per cercare di appianare quelle che sono le differenze e quindi le maggiori spese, per esempio per quello che riguarda le squadre di calcio di chi abita in un'isola. Vediamo se appunto questa legge potrà avere le sue prime applicazioni pratiche, magari anche in casi come questo. Certo è che insomma ci vuole anche la buona volontà di tutti i soggetti che sono coinvolti in questa vicenda. Assolutamente. Filippo, ti ringrazio, grazie davvero a te e a Renato Capoia. Torneremo sicuramente su questo tema anche nel corso della nostra edizione veneziana questa sera alle 19. Ma rimaniamo nel veneziano, dalla laguna però ci spostiamo sul litorale, dove vedo proprio in spiaggia, nella sua spiaggia immagino, Alessandro Berton, presidente di Union Mare, l'associazione che riunisce gli stabilimenti balneari, gli operatori balneari del Veneto, che sono davvero tanti, da Bibbione a Rosolina sostanzialmente. Buongiorno Berton. Buongiorno Cristian, buongiorno a lei telespettatori. Oggi in realtà mi trovo proprio a Rosolina, al Tamerici Dog. Si trova a Rosolina, ecco. Dalla spiaggia della provincia di Rovigo. Quindi nel cuore del delta sostanzialmente, nel cuore del delta. Tra l'altro poco tempo fa ci siamo collegati con il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Senta, cominciamo dall'attualità. Berton, perché si ritorna a parlare di concessioni demaniali. Sappiamo che è stato l'argomento di inizio estate, le prime tensioni all'interno del governo Draghi, della maggioranza, si sono registrate proprio sul tema delle concessioni demaniali, perché sembra che l'esecutivo possa varare il decreto attuativo sulle concessioni balneari prima del 25 settembre. Quindi Draghi ha fissato questa priorità. Lo spiego a chi è a casa. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla legge sulla concorrenza, approvata lo scorso 2 agosto, in via definitiva ed entrata in vigore il 27 agosto, che impone che le concessioni demaniali marittime su cui insistono gli stabilimenti balneari debbano essere riassegnate tramite gare pubbliche entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia questa legge, mi corregga se sbaglio Berton, rimandava a un successivo decreto attuativo che tutti pensavano sarebbe stato varato insomma dal nuovo governo, invece così non è, o almeno sembra. Quindi questo è il quadro. Qual è la vostra posizione a questo punto e cosa chiedete? Beh, allora innanzitutto mi lasci fare dei complimenti per la sintesi, perché è stata perfetta e completamente esaustiva. Il DL Concorrenza è stato votato, è bene ricordarlo, qualche giorno dopo la caduta di fatto del governo, e quindi insomma in qualche modo il percorso è tracciato verso quello che sarà lo scenario futuro, e quindi la riassegnazione delle concessioni demaniali attraverso dei percorsi di evidenza pubblica. Era opinione diffusa che i decreti attuativi e quindi il regolamento, le regole del gioco che poi detteranno le indicazioni per questi percorsi di evidenza sarebbero stati affrontati dal prossimo governo. C'è stata invece in questi giorni un'accelerazione e alcune indiscrezioni
per la verità non ancora confermate dal governo stesso, tendono ad indicare che ci sia la volontà di chiudere questa partita di qui a breve. Noi quello che chiediamo è molto semplice e lo abbiamo ribadito con forza in tutti questi mesi. Vede, i balneari del Veneto non si sono mai sottratti a questo confronto e con grande senso di responsabilità si sono sempre resi disponibili ad affrontare i futuri percorsi di evidenza per la riassegnazione delle concessioni demaniali. Quello che però è qualcosa da cui non si può prescindere è il riconoscimento di quanto è stato fatto fin qui. Cerco di spiegarmi in maniera molto chiara. Vede, io oggi le parlo da Rosolina, da un bellissimo stabilimento balneare che però non è di proprietà dello Stato. I balneari sono in concessione di un suolo che hanno ricevuto qualche decina di anni fa, un suolo che era del tutto privo di valore. Ebbene, su questo suolo sono state costruite delle imprese private, stabilimenti balneari, chioschi attrezzati, campeggi, imprese che sono state realizzate con anni di investimenti e di sacrifici. Ebbene, quegli investimenti e quei sacrifici devono essere riconosciuti. Quindi noi chiediamo delle regole certe, chiediamo di riconoscere la meritocrazia, chiediamo di riconoscere gli investimenti fatti non solo in termini di residuo, di ammortamento, ma anche in termini di know-how, di capacità gestionale, di valore aziendale. Perché se è vero come è vero che il Veneto è la prima regione turistica d'Italia e che di questo primato le spiagge da sole rappresentano quasi il 50% in numeri assoluti, allora dobbiamo riconoscere che gli stabilimenti balneari del Veneto hanno concorso in maniera determinante alla creazione di questo primato. Ecco, e quindi noi confidiamo che questo il nodo di fatto, Berton. Voi non vi siete mai opposti tout court alla liberalizzazione delle concessioni demaniali, anzi in alcuni frangenti siete stati anche una voce fuori dal coro rispetto ad altre associazioni regionali, anche perché, diciamolo, la situazione delle spiagge venete, particolarmente attrezzate e quant'altro, è diversa rispetto a quella di altri luoghi d'Italia. Quindi voi dite, ok la liberalizzazione, ma ci raccomandiamo che vengano considerati tutti questi fattori, che vengano in qualche modo tutelati gli operatori balneari che hanno investito. Assolutamente sì, il comparto balneare a livello nazionale probabilmente ha alcune opacità, ha alcune situazioni da chiarire. È ormai evidente a tutti che questa materia necessita di un riordino generale, ma questa situazione non riguarda la costa veneta. Qui abbiamo dei concessionari che da sempre pagano il canone, che da sempre si sono distinti in tanti percorsi lungimiranti di collaborazione con gli enti locali. Qui fin dal 2002 abbiamo l'esempio della legge regionale 33, che ha permesso il rilascio di nuove concessioni demaniali per effetto di quello che in maniera un po' impropria si definisce project financing, e quindi investimenti con la pubblica amministrazione condivisi con gli enti locali per la riqualificazione territoriale. Ebbene, non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, ma vogliamo concorrere per la riassegnazione di questi titoli a pari diritti, e siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto fino ad ora. E quindi chiediamo a questo governo, se verrà fatto il provvedimento dei decreti attuativi, lo chiediamo con forza, lo chiesi al ministro Garavaglia personalmente quando lo incontrai nei mesi scorsi, e lo chiederemo anche al prossimo interlocutore politico, di non utilizzare lo stesso metro di misura, di non utilizzare un colpo di spugna, ma di tenere presente, laddove ci sono stati dei casi illuminati e lungimiranti di gestione di un bene pubblico, come sono le spiagge, e il Veneto è sicuramente tra questi forse la regione più virtuosa da questo punto di vista, di tenere in considerazione tutto quello che è stato fatto fino a qua. Senta Berton, ma a questo punto fa bene Draghi ad occuparsene in questi ultimi 20 giorni, in questo crepuscolo di legislatura, o dovrebbe essere il nuovo governo a prendere in mano la situazione? Guardi, io non voglio sottrarmi a questa domanda, però per troppo tempo noi ci siamo occupati di questioni politiche, ci siamo interfacciati con la politica che a volte dice una cosa e dopo qualche secondo la smentisce. Per cui io credo che il tema non sia questo, io credo sia un tema di buon senso. Chiunque venisse su una spiaggia qualunque del Veneto avrà modo di rendersi conto delle cose che io sto dicendo e che continuo a dire da mesi, addirittura da anni. Noi non abbiamo paura di confrontarci. Se ci saranno degli altri imprenditori che vorranno subentrare, che siano liberi di fare le loro offerte, ma lo Stato deve capire che le aziende costruite sul demanio le abbiamo costruite noi.
quindi che il decreto attuativo lo faccia il governo del Presidente Draghi, che lo faccia il prossimo governo. Non ci sottrarremo a questo confronto, ma va riconosciuta la professionalità, vanno riconosciuti gli investimenti, vanno riconosciuti i meriti a chi fino ad oggi è stato un gestore attento e premuroso di un bene pubblico, che lo ha valorizzato, che ha creato ricchezza, che ha creato occupazione. Troppo spesso i balneari vengono dipinti come una lobby che si arricchisce. Invece a me piace ricordare che l'industria balneare rappresenta l'ossatura del primato turistico del Veneto. E questo noi lo ribadiamo sempre, spesso nelle nostre trasmissioni. Un'ultimissima cosa, Berton, poi verrà con calma, finita la stagione, in studio e tracceremo un bilancio della stagione. Com'è andata e come andrà questo settembre? Coldiretti dice che nonostante tutto il settembre sarà un buon settembre. Lei che dice? Mi permetta una battuta un po' velenosa, mi fa sempre un po' sorridere quando Coldiretti parla di turismo e di presenze. Detto questo, senza nessuna polemica, è stata indubbiamente una stagione positiva, numeri alla mano, ma è stata una stagione fortemente condizionata dal caro bollette. Si parla sempre di campeggi, si parla sempre di alberghi, ma guardate che gli stabilimenti balneari moderni hanno un sacco di servizi, le piscine, i campi sportivi, i campi da padel, quindi è chiaro che questo costo ha inciso anche su di noi e lo stiamo vedendo in questi giorni di settembre, in cui comunque c'è stato un rallentamento. Confidiamo che il tempo adesso possa tenere, dobbiamo affrontare almeno un altro paio di settimane di lavoro, siamo fiduciosi, ma soprattutto stiamo già lavorando proprio per rimanere vigili sui temi sindacali di cui abbiamo parlato poc'anzi, perché siamo convinti che nei prossimi mesi la partita per il futuro dell'impresa balneare veneta e non solo si giocherà su quei temi. Berton, chiarissimo, vediamo insieme, ecco, lei è qui, possiamo mostrare la locandina, è un evento importante promosso in collaborazione proprio con Union Mare, no? Parliamo sempre dei nostri amici a quattro zampe, presenza e dimostrazioni di unità cinofile in ambito acquatico, succede a Rosolina dove c'è per l'appunto Alessandro Berton. Grazie Berton, ci vediamo presto qui in studio, ci conto. Arrivederci. Grazie, Arrivederci, grazie Presidente. Allora, rimaniamo nel veneziano, andiamo subito, velocissimamente, alla mostra del cinema. Ritorniamo al Lido con il nostro Lorenzo Maier, che è la nostra presenza, la nostra longa manus al Lido. Insomma, lui sa tutto, ci racconta solo la metà di quello che vede, davvero. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Beh, certo, bisogna condensare, perché i ritmi della televisione ovviamente sono quelli giusti, bisogna dare un po' di ritmo al racconto. Comunque, sì, effettivamente anche oggi mi è dato Lorenzo, parlavo di quello che non si può dire. Ok, e mi è dato un bel assist comunque per dire che oggi è una giornata davvero ricchissima qui a Venezia e non potrebbe essere peraltro diversamente, visto che entriamo nel sabato e domenica. Il sabato e domenica sono per tutte le mostre del cinema due giornate in cui veramente c'è di tutto qui sul red carpet del Lido. E per dare così solo qualche assaggio possiamo dire: ieri sera intanto l'ovazione per Timothy e Chalamet, che ha veramente fatto impazzire i ragazzini che l'hanno atteso per 2 ore, finita la proiezione del film sperando che uscisse. Devo dire che è stato anche abbastanza di parola, nel senso che si è fermato per firmare qualche autografo, qualche foto. Chiaramente non ha potuto accogliere tutti perché no, questa mattina l'avremmo ritrovato lì, però insomma un grande divo, amato soprattutto dalle giovanissime, che si è fatto vedere e si è fatto apprezzare. La novità è oggi e questa sera alle 21:30 di Strada Grande è la giornata indubbiamente del secondo leone alla carriera di questa mostra, che viene attribuito a un grande regista, Paul Scherer, che riceverà ovviamente questo riconoscimento dalla Biennale, e quindi ci siamo già giocati i primi 2 leoni alla carriera, Catherine Deneuve il primo giorno e Paul Scherer questa sera. Oggi è indubbiamente anche la giornata contrassegnata dal fondo film italiano in concorso, Monica di Pallauro, che
sarà su Red Carpet alle 16, proprio perché oggi è veramente una giornata con tantissimi divi, quindi ci sono sostanzialmente troppe personalità, troppi divi e si sono dovuti anticipare quelli che sono i ritmi consueti del festival. E, uscendo un attimino, ma non troppo, dal festival, domani a Venezia c'è anche la regata storica, per cui veramente un weekend importantissimo. Se sei d'accordo, Christian, farei vedere un piccolo servizio su una sorpresa che è emersa ieri e che non vi sveliamo per ora, ma che capirete dal servizio, che non riguarda solo il cinema ma anche il teatro e la letteratura. Francesca Bertini, l'ultima diva per l'appunto di cui scrive Flaminia, è un personaggio mitico nel mondo dello spettacolo, del cinema muto soprattutto, perché poi lei spettacolo al vivo non ne fece mai, lo fece solo, anzi l'unica volta che vedete parlare venne doppiata, però un personaggio di un fascino straordinario, circondato da personaggi straordinari a loro volta. Il personaggio, la protagonista Francesca Bertini è stata una delle nostre più care amiche di famiglia, era la mia madrina, e quando Flaminia ha scritto questo libro è stata una tale gioia per me che sono riuscita in qualche modo a trovare questa soluzione per la presentazione ufficiale, la prima volta al Festival di Venezia, che è stata poi voluta da Francesca Bertini, e mi sembrava veramente un bellissimo tributo a tutte e due, e quindi è venuto fuori tutto quasi per magia. Francesca Bertini, al di là della mia passione per il cinema, è stato un personaggio molto legato alla mia famiglia, quindi l'ho conosciuta bene perché lei è mancata nell'85, quindi noi eravamo già grandicelli e fino a quell'anno l'abbiamo conosciuta sempre, ecco, è stata un elemento importante, era diventata proprio una persona di famiglia, tant'è che la chiamavamo zia Checca. E quindi ho voluto ridare luce a questo personaggio, a tutto un mondo che in qualche modo era stato travolto dall'oblio, perché oramai non ci rimangono che pochi film ingialliti e del suo nome nessuno se ne ricorda più. Finito lo spettacolo, Lida si avvicinò per salutarla. Francesca, finalmente ci incontriamo. Ho amato così tanto i tuoi film. Lo sai cosa hanno scritto sull'eco del cinema mettendoci a confronto? Che tu sei sempre stata la più sensuale e dunque la più amata dagli uomini. Ma io sono la più amata dalle donne. Vengo a completare l'immagine del cinema, da un lato appunto il video e dall'altro il sonoro. Noi doppiatori diamo delle emozioni alle immagini e diciamo che siamo un racconto nel racconto del film, cercando di dare emozione con la voce, oltre ai gesti degli attori. Eccoci, quindi possiamo dire insomma che quelli del questo passato. dettaglio di Francesca. Eccoci. Sì, Lorenzo, i divi del presente e quelli del passato. Sì, esatto, dicevo appunto che abbiamo voluto così dare un piccolo assaggio perché negli anni in cui la mostra compie 90 anni, l'abbiamo detto più volte, è nata nel 1932 dall'Hotel Excelsior dove ci troviamo, abbiamo così saputo che a dare ispirazione al Conte Volpi è stata l'ultima diva, Francesca Bertini. Questo quindi è stato non dico che la storia della mostra di Venezia possa essere riscritta, per carità, ma un dettaglio che la arricchisce e le dà anche una luce storica nuova e mettere in correlazione l'ultima diva Francesca Bertini, che ispirò questo festival, è stata una delle ispiratrici quantomeno, ecco, anche se appunto questi dettagli di questo libro sembrerebbero dare a lei la maternità di questo festival. Da Francesca Bertini, l'ultima diva, a Timothy Chalamet, credo che sia un bel excursus che regala questa mostra del cinema. Red carpet tra passato, presente e futuro. Grazie davvero Lorenzo Maier per questa tua corrispondenza. Ovviamente la mostra del cinema sta entrando nel vivo e ci collegheremo con te anche nelle prossime edizioni. Grazie mille davvero Lorenzo, grazie, arrivederci. E noi siamo pronti a collegarci con l'altopiano di Asiago per parlare dell'alta montagna alle prese con il caro bollette.
fretta ma anche con la voglia per fortuna di rimanere, e poi andiamo anche a Belluno per raccontarvi la vigilia di attesa, domani la beatificazione di Papa Albino Luciani. A fra poco.